Triathlon nella bellezza del Veneto unisce idealmente 3 patrimoni UNESCO. Sì, vuole unire questi 3 patrimoni che da Venezia, dalla sua laguna, ci conducono al 2026 verso Cortina e attraverso passando per le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Le colline hanno la fortuna di trovarsi proprio a metà strada e quindi sicuramente saranno una meta molto ambita durante il periodo delle Olimpiadi che ci vedrà protagonisti, per cui assolutamente siamo contenti soprattutto di aver creato questa unione sotto la bandiera dello sport. Ecco, appunto, proprio di sport volevamo parlare, e qual è l'importanza di questi testimonial che possono ampliare ancora di più il risalto di queste zone? Ma intanto lo sport è fondamentale anche in un'ottica di turismo, poi è importante in una regione come la nostra che vede tante discipline in cima alle classifiche non soltanto nazionali ma anche internazionali, e poi abbiamo scelto 3 atleti che rappresentano proprio il nostro territorio veneto, quindi il territorio di Venezia, quello di Treviso e quello di Belluno. È un progetto che ci abbiamo creduto dal primo giorno, perché pensiamo che unire 3 località fondamentali per il Veneto, quindi il mare, le colline e la montagna, in un paesaggio unico che ha solo il Veneto, sia uno spot automatico e che nessuno può vantare al mondo. Quindi per noi è un connubio esatto per una bellezza unica nel mondo. Il trade union che abbiamo utilizzato anche per altre motivazioni, quindi la destagionalizzazione del turismo, è l'ambito sportivo. L'ambito sportivo perché sia il Lido, che è un'isola piena di opportunità sportive, che le colline e ovviamente Cortina con le Olimpiadi del 2026 sono un territorio ideale e perfetto per praticare lo sport. I 3 testimonial che abbiamo scelto sono Scarpa, che è l'olimpionico di canoa, Ballan, che è l'ex campione del mondo di ciclismo, e la Constantini, che è la campionessa mondiale di curling. Noi abbiamo pensato questo progetto proprio in prospettiva. Non è un progetto che nasce oggi e muore oggi, ma è una prima tappa di alcune iniziative che verranno svolte in questi prossimi 4 anni per unirci alle Olimpiadi. Io dico sempre che in Veneto abbiamo tutto, perché dal mare, le colline alla montagna, veramente possiamo vantare dei percorsi. Parlo per quanto riguarda la bici, in particolare per quanto riguarda lo sport della bici, ma anche per tutto il resto dello sport. Abbiamo dei percorsi veramente invidiabili e quindi ho preso parte, ho detto subito di sì a questo progetto, a fare appunto da testimonial per quanto riguarda questo triathlon della bellezza, perché il Veneto mi ha dato tanto, sportivamente parlando, e quindi adesso dopo la mia carriera mi sento in dovere di ricambiarlo. Ecco. Io ho sempre pedalato sulle colline del Prosecco quando mi allenavo e devo dire la verità che non ho mai potuto godermele, perché quando ero in attività diciamo che il mio sguardo era sempre rivolto al computerino, quindi ai battiti, ai watt, alla prestazione fisica, e nella mia seconda vita, quindi da quando ho cominciato a godermi la bici e a capire che la bici non è solamente agonismo ma è anche turismo e appunto è guardare, osservare, diciamo che adesso mi fermo, faccio foto, accompagno persone che hanno la mia stessa passione, quindi devo dire che è un qualcosa di unico e particolare e arrivo a casa sempre con molta gioia.